Giasone, il re di Corinto. Oh no, non sono la governante e nemmeno la cameriera. Melita. Il mio nome è Melita. È un nome piccolo che mi hanno dato quasi per gioco. C'è qualcuno che mi conosce? Qualcuno che si ricorda di me? Forse avete incontrato le mie amiche giù nelle isole. No, i marinai giù al porto, forse. No? Non ricordate? Capisco. D'altra parte io passo le mie giornate sul promontorio più alto della città, al tempio di Afrodite, o come dite voi, Venere. Io servo la dea, sì, servo la dea della bellezza e la dea dell'amore. A volte esco, sì, esco, ma non quando voglio io, e neanche per andare dove voglio io veramente. Esco quando vengo chiamata, come stasera. Stasera sono stata chiamata qui dal re in persona. Sì, il re ha scelto me, proprio me. Cosa faccio qui? Intrattengo il re. Oh, il re è molto vecchio. No, direi stanco. Così a volte mi dice: Melita, spalanca la cortina. Anche il re vuol vedere il cielo. Così io mi affaccio. Com'è bello di quassù. Si vede il mare limpido del golfo di Corinto. E le navi che stanno per salpare. Le banchine sono fitte di gente. E le bandiere, le corone. Quanta vita là fuori. A volte no. A volte il re che racconta. Sì, il re racconta ed io lo ascolto per ore ed ore. Racconta della sua vita passata, di quando era giovane. Sapete, il mio re era un eroe. Ha combattuto contro mostri, ha viaggiato per mari, ha visto prodigi. A volte si dimentica quello che racconta e ricomincia ancora. Così a volte io mi annoio. Mi annoio. C'è una cosa però che a me interessa delle storie che racconta. Una cosa che mi interessa davvero. A me interessa di sapere di Medea. Sì. Medea, la maga. E che maga, signori! Dicono che non è morta. Dicono che con i suoi incanti ha vinto la morte. Quando Medea incontrò il mio re, in uno dei suoi viaggi, si innamorò perdutamente di lui. E per lui abbandonò tutto. Il padre, le case, uccise, pensate, il fratello, accettò la sorte e lo seguì
fino a Corinto, fino a qui, in questa città. 10 anni. 10 anni di amore e 2 figli. Fu un grande amore, Signore, un grande amore. Ma un giorno il mio re l'abbandonò. Voi direte, l'abbandonò per un'altra donna. No, Signore, l'abbandonò per la sete di potere. L'abbandonò per sposare la figlia del re di questa città, per ereditarne il regno e per diventare il padrone di questa reggia. Fu crudele con lei, come solo un giovane uomo sa essere. E lei, Medea, direte voi. Medea, signori, impazzì di dolore e si vendicò. Non potete immaginare come si vendicò. I 2 figli, uccise i loro 2 figli e fuggì da Corinto. Ma come ha potuto toccare i suoi figli? Deve aver pianto molto. E io? Ecco, il punto è questo. Il punto è questo. Io che sono? Quella piccola donna marina che scende dal tempio quando il re, questo re, la chiama. Come avrei voluto essere un'altra, avere uno di quei bei nomi di maga, uno di quei nomi che non si dimenticano e che non avreste dimenticato nemmeno voi quando siete arrivati qua. Questo è il punto. Questo è il punto. Questo è il punto. E voi? Non comprendete? Cosa fate ancora lì? Seduti? Voi potete fuggire di qui. Voi potete, andatevene. Uomini o donne che voi siate, andate ad incontrare la vostra Medea. Voi che potete, andatevene. Potessi io fuggire da qui. Potessi io fuggire da questa galera. Cosa fate? Ma cosa fate? Volete andarvene? Andatevene. Prego, sì. Volete andarvene? Via. Via. Ho detto via. Ho detto via. Via. Che stupendo, che maiale, stasera ci divertiamo. Prego, bevete, un sorriso, bevete. Tu no, lo riconosco quello sguardo, è lo sguardo di un mortale che mi ha già ingannato una volta. Sì, così bello, fiero, che menava quella spada come solo un uomo sa essere. E io lì per lì non capii, anzi a volte dimentico che noi sappiamo e così mi diverto. Quando ero ragazza, sì, gioco, infatti tutto cominciò come un ballo, come una danza. Lui mi prese per i polsi, alzò la voce, io divenni di tutti i colori, però ero pallida, sì, e cominciai la mia battuta. Tu chi sei? Da quale terra generato? Ma ragazze, non parlate con gli uomini di certe cose.
Loro non sanno sorridere sulle cose del destino, non sanno divertirsi, scherzare sulle cose divine, come facciamo noi. Loro credono di aver detto tutto quando l'hanno chiamato la catena di ferro, il decreto fatale, ma noi siamo le signore fatali. Sì, e anche l'Odisseo, il coraggioso, quando gli parlavo di certe cose, smetteva di ascoltarmi, si annoiava, ma soprattutto pensava a quella lì, sì, a volte dimentico, che comincia con la P. Vedi, i mortali si ricordano sempre di Penelope e mai di Circe. Del resto con lei tutto era serioso e inedito, anche il pasto quotidiano. Loro si preparavano alla morte, perché per loro la morte è una cosa importante. Credono, sì, un destino, una ripetizione, una cosa saputa, ma si illudono come voi che cambi qualcosa con la morte. Diglielo, Calipso, dai, sciocchina. Diglielo quante volte l'hai pregato Odisseo che diventasse un dio. Ma Odisseo era così. Sì. Né dio, né maiale. Era un uomo solo, estremamente intelligente, ma soprattutto, ragazzi, era molto affascinante Odisseo. Quanti nomi mi diede stando nel mio letto, ogni volta era un nome diverso. Mi ha chiamato con tutti i nomi delle dee, Afrodite, Era, Demetra, sì, con tutti i nomi. Da principio era come il grido di una bestia, di un maiale, di un lupo, per poi poco a poco rendersi conto anche lui che erano sillabe di una sola parola. Però ragazzi, vi giuro, neanche in quei momenti lui seppe sorridere, niente, neanche un sorriso. Noi sappiamo divertirci, vedete? Su tutto sappiamo sorridere, lui niente. E allora da grande maga quale sono, o quale ero, vabbè, comunque da grande maga, mi sedetti al telaio e con voce rauca lo raddolcii. Gli fui bene. Sì, gli fui bene. Del resto, signori, non mi è dato avere un dio nel mio letto, e di uomini soltanto Odisseo. Tutti quelli che tocco diventano bestie e si infuriano e mi cercano così, come bestie. La loro furia non è peggio né meglio dell'amore di un dio. Dell'amore di un dio, signori. La caccia, il sangue versato. C'è un divino sapore nel sangue versato e mi piace per questo. Ma l'altro sangue, il sangue di voi umani, quello che mi fa gonfiare le vene e accende gli occhi, quello non lo conosco così bene. So solo che per voi è vita e destino. Solo una volta mi è sembrato di poterlo capire. Era una notte di luna piena, proprio come questa. Stavo curando dentro una lepre su un monte d'Africa. Quando lo vidi per la prima volta, era seduto e dormiva contro un tronco. Aveva la pelle chiara come la luna e un viso giovane, molto giovane. Lì per lì, sotto la luce della luna, mi sembrò un animale nuovo, ingenuo. Così mi avvicinai lentamente a lui. Poi improvvisamente aprì gli occhi e li rivolse subito a me, come se già sapesse che ero lì. Mi si ghiacciò il sangue nelle vene e mi immobilizzai. Non sapevo cosa avrebbe fatto. Poi, esitando, disse: signora, quasi domandandolo. Anche lui sembrava stupito da ciò che aveva di fronte. Oh, straniero, risposi, avvicinandomi ancora di più a lui. Era robusto e forte, eppure aveva l'aspetto di un cucciolo di animale. Allungai il braccio per accarezzare i capelli. Erano così morbidi e setosi. Poi il mio sguardo incontrò il suo, i suoi grandi occhi azzurri. Conoscevo bene quello sguardo, l'avevo visto tante volte. Mi voleva, mi desiderava. Gli era bastato così poco e già sembrava cadere prosternato ai miei piedi.
E la cosa che più mi fa rabbia è che anch'io per un momento l'ho voluto, l'ho desiderato, ma dovevo assolutamente scacciare quegli orribili pensieri dalla mia testa. È per questo che lui, appena provò a riparlare, lo fermai. Non devi altro. La cosa è già andata troppo oltre. Ma non potevo ignorare i miei sentimenti. Non si possono ignorare i propri sentimenti. È per questo che l'ho imprigionato in un perenne dormiveglia. Così posso andarlo a trovare tutte le volte che voglio. E lui non si accorgerà mai se ciò che vede è vero, se sia un sogno o realtà, se sia fantasia o verità. Ma adesso basta, andatevene. I segreti degli dèi non vanno saputi e voi sapete già abbastanza. Andatevene o crederà veramente che ciò che vedi sia vero. Prego, prego. E al buio in questo momento dove ci sono delle cose che veramente proibite. No, scusate, prego, no, qui non si può entrare, è assolutamente vietato. Scusatemi, ci posso entrare solo io che sono quella che si occupa di tenere bella la gipsoteca. Ah, a proposito, sono Ariadne, per gli amici Arianna, quella del filo, del labirinto. Vi ricorda qualcosa? No, D'altronde sono una mortale, non sono mica come loro, dei, ninfe, no, loro li amate, li adorate. Però anch'io ho amato, a lui ho dato tutto, per lui ho lasciato tutto e lui m'ha mollato. Però una ninfa è venuta a trovarmi, sì, anche lei è stata lasciata. Anzi, lei ha tentato addirittura di uccidersi. Ma ho pensato, bene, un po' di conforto. No, anzi, mi ha ferito. Mi ha ricordato tutto il mio dolore, dicendomi che quella storia era finita per sempre, che non avevo più speranza, che dovevo dimenticare. Sì, dimenticare. E allora io gli ho detto, senti ninfa, che vuoi da me? Scusi, si dovrebbe togliere da lì un attimo, grazie. Che vuoi da me? Anche te hanno lasciato, no? Cosa sei venuta a dirmi non lo so, ma quel che dici è poco o troppo. Sapete come mi ha risposto? Che ero sciocca, testarda, che non sapevo nulla, che facevo bene a stare zitta e piangere. Prego, però, venite, se volete seguirmi di qua. Però poi... Prego. Però poi mi ha fatto una profezia, mi ha detto che questo mio dolore, che sarà fortissimo, che mi farà scoppiare il cuore, mi farà capire, mi condurrà ad una nuova vita, ad un risveglio, perché un Dio m'ha veduta, un Dio, ma chi? Chi mai? Voi lo sapete? E quando verrà? Ha detto che è il Dio tebano, avanti il Dio della gioia, che uccide ridendo, e che con lui ad attendermi c'è uno splendido destino, sì, splendido come questi vedi. Ma voi ci credete? No, scusate, volete seguirmi pure in bagno? Andate a vedere i vostri dei, le vostre ninfe, però piano, Siete arrivati, finalmente. Era tanto che vi aspettavo. Sono solo da tanto tempo. Venite, avvicinatevi. Venite. Piacere, sono Circe. La maga Circe. Umani. Sempre e solo umani. Schifosissimi e puzzolenti umani. Dovete ritenervi fortunati avervi trovato qui dentro questa gabbia. Altrimenti
vi avrei già trasformato. Sì, perché io faccio questo. Trasformo gli uomini in maiali, o in lupi, o in serpenti. Li uso a mio piacere e poi li mangio. Sì, ho trasformato tutti, a parte lui, Ulisse. Lui no, non so, con lui ogni cosa era diversa. Ogni volta era un'esperienza nuova. All'inizio nemmeno capivo. Pensavo di aver sbagliato formula, di aver pronunciato male qualche parola. Invece no. Quando me ne resi conto che era lui, quello che aspettavo da tanto tempo, mi venne quasi da ridere. Era un bell'uomo, riccioso, che maiale, che lui avrebbe fatto. Era anche molto intelligente, capiva ogni cosa. Quello non riuscivo proprio a capirlo. Ogni volta che parlavamo in tal senso, smetteva di ascoltare e pensava a Penelope, 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 un'umana. Aveva qui davanti a lui una dea e pensava ad un'umana. Si può essere così stupidi. Però Penelope riusciva a dargli ogni cosa di cui un essere umano può aver bisogno. Con lei tutto, anche il pasto quotidiano, era serio e inedito. Una sera, dopo che mi raccontò le sue avventure, il suo passato, con gli occhi pieni di ricordi e il sorriso sul volto, fui per lui Penelope. Quella sera fu bellissimo. Per la prima volta fui un'umana. Guardai in faccia la realtà, senza abbassare mai lo sguardo. Non l'ho fatto maiale, non l'ho fatto lupo, ma l'ho fatto ricordo. Perché l'essere umano, l'essere mortale, ha solo questo di immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Adesso che vi ho raccontato la mia storia, mi fate uscire? Mi fate uscire? Sperate. Su. Sì, io non ho toccato per Dai, venite. Apritemi. Liberatemi da questa gabbia. Entra! Fuori! Signora, scusate, è una cosa... Fuori! Chi è la parola? Venga, signore. Capitemi là. È terribile. Non sono terribile. Fate attenzione, È davvero così facile non dire. Fingere, bisognerebbe solo fingere sul palco di un teatro o in posti simili dove recitare la tua parte, tu devi fingere, dire quel che è un'arte pure quella. Fingere, dire quel che non è davvero così facile non dire. Fingere, dire quel che è davvero così facile. Fingere, bisognerebbe solo fingere sul palco di un teatro, sulle scene di un film o in qualunque posto dove recitare. È inevitabile, altrimenti credibile sei tu, indossando la tua maschera tu, allora in quel momento sei credibile. E che l'essere umano, l'essere mortale, è solo questo l'immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Perdonate il mio abbigliamento che non si addice un re. La sala del trono avrebbe avuto un altro effetto, ma da quassù c'è un'altra vista su Corinto. In una serata come questa, anche Giasone vuol vedere il cielo. L'avete vista? L'avete vista mentre usciva? Chi? La piccola Merita, che discende dal tempio quando questo vecchio la chiama. Palazzo è l'unica che ascolti questo vecchio solo. Poco fa era davanti a questa balconata e la guardavo mentre osservavo una nave che lasciava il porto.
E a un tratto, come se l'avessi vista prendere il vento, come la vela all'orizzonte. L'avrei lasciata volare via se fossi stato un Dio. Se fossi stato un Dio. Ma lo so cosa si dice a Corinto di me. Quando quel vecchio smetterà di chiacchierare dei suoi dei? Tanto sono morti come gli altri. E sono, direi piuttosto chi ero. Giasone, un navigatore, eroe, il conquistatore del Vello d'Oro. Non ricordo come fosse ora quel viaggio. Partimmo da Iolco in una giornata come questa ed eravamo tutti giovani ed avevamo gli dèi alla nostra. Era bello varcare senza pensare all'indomani. Poi cominciarono i prodigi. Era un tempo più giovane, straniero. I giorni come chiare mattine, le notti di tenebra spessa, dove tutto poteva succedere. Di volta in volta i prodigi erano lupi, erano fonti, erano mostri o erano uomini. Di noi ne scomparvero. Qualcuno morì. Ogni approdo era un lutto. Però ogni mattina il mare era più bello, era più vergine. Poi vennero piogge, vennero nebbie e schiume nere. Ma non siete certo saliti fino all'Acropoli per sentire queste cose. Guardate, guardate, guardate il mare. Non voglio affacciarmi, vedrei troppe cose se guardassi laggiù. Ma di cosa stavo parlando? Ah, il viaggio alla conquista del Vello d'Oro. Ero giovane allora, sì. Ero giovane e sfidavo la sorte. Nessuno rideva di me. Ma ancora non sapevo che la saggezza è quella del Tempio e chiedevo alla Dea, ad Afrodite, le cose impossibili. E cos'era impossibile per me? Distruttore del drago, signore della nuvola d'oro. Si fa il male per essere grandi, per essere dei. Ma anche voi, come Melita, vorrete sapere di lei, della maga, della mia donna. Fu lei, la figlia del re della Colchide, che con le sue arti mi aiutò alla conquista del Vello d'Oro. Fu lei che quel giorno mi sorrise e mi disse che mi avrebbe seguito nelle mie terre. Fu lei che, furente di gelosia, uccise i nostri figli. Dai, straniero, come ha potuto toccare i suoi figli? Deve aver sofferto molto. L'ho mai vista piangere. No, no, Medea non piangeva. Respirava la morte e la spargeva. Forse è tornata alle sue terre. Forse, come dice Melita, fui crudele con lei, come un giovane. Signore, se volete potete parlare. Scusate, tu mi sembri un uomo valido, che quando vorrà si saprà fermare e trovare un lavoro, una casa. Scusatemi. Vedi, so che vi sembro pazzo, scusate, ma io non dormo più. Non dormo più. Io non dormo più. Venite, venite. Prego, seguite. Venite.
una notte come queste, lassù, sull'Apmo, vagabondavo, ero stanco, mi addormentai sotto un albero. La notte, la foresta, non è come il giorno. Ogni fiore, ogni albero è una cosa terribile, una cosa selvaggia. Io fui svegliato da un brivido. Alzo gli occhi e la vidi, venite. La vidi, là, in mezzo alla radura. Era bella, con due occhi neri, grandi dentro. Io ero stupito. Capite? La dea dei mille nomi, davanti a me. Spaventato, mi alzai e dissi: signora. Lei mi rispose con un sorriso velato. Allora io feci per prostrarmi, ma lei mi si avvicinò, mi mise una mano fra i capelli e mi fece una carezza per alzarmi, come si fa a un bambino. Io non sapevo cosa fare e lei mi disse: tu non dovrai svegliarti mai. Tu non dovrai svegliarti mai. Come non dovrai svegliarti mai? Cosa voleva dire? Come potevo non dormire più? Capite? Cosa voleva dire? Tu non dovrai svegliarti mai. Come potevo? Nella confusione scomparve. Io la cercai tutta la notte. Ogni ombra, ogni animale, mi sembrava di vederla. Fino al mattino. Tornai la sera dopo. Feci finta di nuovo di dormire. E lei ritornò. Non so quanto tempo passò, ma ogni sera io tornavo lassù ed ero suo. Parlavamo di tutto. Sembrava che ci conoscessimo da sempre. Vedete, io l'amavo. Io l'amavo, capisci? L'amavo. Ma sapevo che non potevo averla. Ma come potevano vedermi la cosa che più amavo al mondo? Lei. Una sera mi feci coraggio, mi avvicinai. Era così bella. Lei si spaventò, scappò via. Io rimasi di nuovo solo. Io da quella notte non dormo più. Ogni rumore, ogni ombra mi sembra di vederla e mi sveglia. Io non l'ho vista più da quella notte. Se solo la rivedessi, se solo riuscissi ad addormentarmi. Ma forse lei mi disse: tu non dovrai svegliarti mai. Sì, tu non dovrai svegliarti mai. Certo, io devo dormire. Scusa passante, ti ho fatto perdere tempo. Scusate, devo tornare nella foresta. Devo dormire. Scusa passante se ti ho fermato per niente. Scusami. Io devo andare a dormire. Scusate. Addio.
viaggi che approdò anche sull'isola di Ogisa, a Calipso. A Calipso. Odisseo non c'è nulla di molto diverso. C'è. Sì, lo so. C'è. Lo so. Anche tu come me vuoi fermarti su un'isola. Ma che te ne importa? Se questa non è l'isola che cercavi. Qui è un po' di terra. Hai un orizzonte. Quindi puoi vivere sempre. Una vita immortale non è quello che cerco. Immortale. Immortale è chi accetta l'istante. Chi non teme il domani. Perché sei così inquieto? Perché parli da solo a questo stato? Se domani io partissi, tu saresti infelice. Puoi saper troppo, caro. L'aria, anche l'aria di quest'isola, è troppo vuota. In questo vuoto non c'è nulla da rimpiangere, solo il silenzio. Cosa? Calipso, non ti sento. Niente, parlavo a degli amici. Seguitemi. Odisseo, perché non vuoi posare il capo con me su quest'isola? Lo farei. Calipso! Sera segnato. Ma anche tu, che sei stata signora di Odisseo non c'è nulla hai di bisogno diverso. di immortale per aiutarti a sopportare. L'avrò scelto bene, Odisseo. Non c'è vero silenzio se non è condiviso. Non ti basta che sono con te quest'oggi? Tu non sei con me quest'oggi. Tu non accetti l'orizzonte dell'isola. Tu sfuggi al rimpianto. Quello che rimpiango è parte viva di me, come di te il tuo silenzio. Non posso accettare l'orizzonte. Tu non sai che cosa vuol dire avvistare un pezzo di terra dal mare e credere che sia casa. Non posso restare nel silenzio. Non posso, Calipso. Ma come, Odisseo? Voi mortali dite sempre che ritrovare quello che avete perso è un bene. Ma guardami, il passato non torna. Nulla sfugge alla del tempo. Ma perfino tu che hai viaggiato, ma potrai veramente riconoscere i tetti delle tue case? Tu stessa hai detto che porto l'isola con me. Pensaci, Odisseo, sarai più solo a casa tua che in mezzo al mare. Saprò perlomeno che mi devo fermare. Odisseo, non ne vale la pena. Se non ti fermi ora, adesso, non ti fermerai mai più. Quello che fai lo farai sempre. Devi rompere una volta per tutte il destino. Devi lasciarti affondare nel tempo. Io non sono immortale. Ma che cos'è l'immortalità se non accettare l'istante che viene, l'istante che va? L'ebbrezza, la morte, il piacere non hanno alcuno scopo. Cosa è stato finora il tuo errore inquieto? Se lo sapessi, avrei già smesso. No, non partire. Voi, cosa avete da guardare? Andate via! Via! Cosa? Quello che cerco l'ho nel cuore, come te. No, non partire. No, Odisseo! Addio, Calipso. Odisseo!